Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Da satellite notiamo una situazione di stabilità con l'anticiclone subtropicale, protagonista in queste giornate, che garantirà ancora molto caldo, e un ciclone invece posizionato sull'Inghilterra con forte maltempo nello stato per il flusso di correnti atlantiche molto attive che porteranno temporali e rovesci sparsi. L'Italia ancora avvolta da caldo africano che continuerà a mantenersi protagonista in una quarta ondata di caldo davvero molto importante che porterà clima afoso e temperature molto alte soprattutto al centro-sud con valori notevoli fino a 36-38 gradi, elevate le temperature sul tavoliere delle Puglie e Materano e sulle zone interne della Sicilia orientale fino a 40 gradi. Quindi ancora brutte notizie per quanto riguarda la Sicilia e le regioni del sud per questa bolla africana dal Nord Africa che spinge le correnti d'aria molto calde fin verso le regioni dei Balcani, soprattutto molto più colpite queste aree, ma anche il resto d'Italia. Come abbiamo detto, valori molto importanti su gran parte d'Italia, si schizzeranno anche valori oltre i 40 gradi a Foggia, la città molto più calda nei prossimi giorni, Roma, Firenze e Bologna tra i 37 e 38 gradi, sulla Val Padana centro-occidentale avremo temperature massime minori tra i 33 e 34 gradi, seppur valori sopra la media. Il caldo continuerà anche fino alla giornata di giovedì, seppur avremo, come vedete, la presenza di un fronte atlantico umido che riuscirà ad agire sulla Gran Bretagna, ancora sulla Francia, che però raggiungerà nel corso della giornata di venerdì anche le regioni del nord Italia. Infatti il nord Italia verrà coinvolto dal minimo depressionario che si andrà a situare sulla Francia, a nord-est della Francia. Questo minimo che si andrà a creare nella giornata di venerdì porterà temporali anche forti dalle Alpi occidentali fin verso le regioni del Trentino, dell'Alto Veneto e fin sulle medio-alte pianure. Pensate, infatti la giornata di venerdì tra la mattinata e il pomeriggio questo nucleo instabile porterà fenomeni localmente intensi accompagnati da grandine e colpi di vento, una previsione che risulta ancora ad oggi complicata per quanto riguarda la localizzazione precisa dei fenomeni che risultano comunque temporaleschi al 100%. Questo porterà a un declino quindi del campo anticiclonico sulle regioni settentrionali, in particolare sul medio-alto Piemonte, sull'Alta Lombardia, sul Trentino, sull'Alto Veneto e in parte anche sul Friuli Venezia Giulia. Questo fronte instabile porterà un lieve calo delle temperature, valori che torneranno temporaneamente nella norma sui rilievi e sulle alte pianure per il passaggio appunto di questo fronte temporalesco che agirà in parte anche nella giornata di sabato. Come si vede, questo nucleo fresco instabile continuerà ad azionare sul centro-ovest Europa per portare ancora possibilità di qualche rovescio temporale nella giornata di sabato, non solo sulle prealpi ma in sconfinamento anche le alte pianure del nord Italia, in particolare appunto sulle pedemontane, sulle alte pianure piemontesi, lombardo-venete. Queste le aree maggiormente colpite, ma purtroppo questa fase di instabilità e variabilità non durerà e infatti l'anticiclone africano è destinato a recuperare terreno proprio a partire dalla giornata di domenica e rinforzerà notevolmente a partire da sud-ovest. Ritornerà protagonista con afa alle stelle e quindi ancora temperature sopra la media con picchi ancora oltre i 35 gradi su gran parte dell'Italia. Questo solamente quindi un break della instabilità che avverrà appunto nella giornata di venerdì. Andiamo infatti a vedere la situazione per quanto riguarda la giornata di venerdì. Partiamo con la giornata di giovedì che vede appunto l'avvicinarsi di questo fronte instabile atlantico che rimarrà ancora collocato sulla Francia e si azionerà proprio su queste zone fino a coinvolgere anche la Germania con locali temporali, e questi temporali porteranno già delle prime precipitazioni sulle Alpi di confine ma comunque molto locali, con la creazione del minimo proprio sulla Francia, come abbiamo detto, e come si nota già nella nottata sono previsti forti temporali in sviluppo e quindi l'azione del minimo che poi si addosserà dalle Alpi occidentali e come si vede l'azione dei temporali sarà già presente sulle prealpi e il Trentino Alto Adige, e poi queste precipitazioni tra la mattinata e il pomeriggio agiranno fin sul resto delle alte pianure tra la Lombardia e il Veneto. Molto più colpito invece il Piemonte
volte a rischio ancora la città di Torino per una formazione di una supercella, quindi grandine di medie dimensioni. Visti i contrasti termici davvero molto elevati, sono a rischio queste aree per precipitazioni molto intense. Il minimo continuerà ad azionare poi sul centro Europa, portando locale instabilità in sconfinamento sulle alte pianure del Veneto, del nord-est entro la serata. Notiamo ancora meglio nel dettaglio la previsione proprio per la giornata di venerdì. Come si nota, infatti, la formazione nella nottata, la prima delle precipitazioni tra le medio-alte pianure del Piemonte e della Lombardia, verrebbero coinvolte Torino, ma anche probabilmente la città di Milano, con a rischio quindi di temporali intensi, accompagnati da grandini e nubifragi. Questi temporali nel corso della mattinata viaggerebbero poi verso le prealpi e le pedemontane venete per portare quindi della instabilità, che risulterà poi sparsa a carattere temporalesco nel corso del pomeriggio solo sulle zone montane. Poi nella serata è possibile che possano agire anche sul resto delle pianure del nord-est. Parliamo soprattutto delle pianure dell'entroterra veneta e ancora una volta sulle alte pianure della Lombardia. Abbiamo visto come verrebbe maggiormente coinvolto il Piemonte, quindi la provincia di Torino e anche Milano. A rischio quindi soprattutto queste due località del nord-ovest. Da valutare con attenzione invece la traiettoria per quanto riguarda il fronte atteso sulle regioni del Triveneto, che rimane ancora assai incerta. Questi al momento i dettagli. Per ora mi fermo qui, grazie per la visione, non dimenticarti di iscriverti al canale e rimani come sempre aggiornato.